Si procede ora all'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico. La parola al magnifico Rettore. In procinto di dichiarare aperta l'inaugurazione del 35° anno accademico, voglio leggervi alcune righe della prolusione tenuta nel febbraio 1907 dal professor Arturo Graf, dal titolo L'Università Futura, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Regia Università di Torino, che trovo di grandissima attualità. Siamo giunti a un punto critico della civiltà e della storia e tutto ci avverte che siamo sulla soglia di una nuova età. E mentre nuove forze si liberano per nuovi cimenti, una necessità diviene ogni dì più imperiosa. La necessità di armonizzare insieme il progresso materiale, intellettuale e morale. Per poter far tutto ciò bisogna che l'università abbia un'anima. Sembra a taluni che l'università debba essere un cervello e soltanto un cervello. No, l'università deve anche essere un cuore e una mano. Insegnare vuol dire amare ciò che si insegna, amare coloro a cui si insegna. Chi, digiuno d'amore e di entusiasmo, pretende di insegnare non insegnerà mai veramente. E chi crede che un'università possa essere stretta a fare il proprio ufficio a furia di statuti, di regolamenti e di ripieghi amministrativi è in grandissimo errore. L'università deve avere un'anima che la faccia vivere e l'anima sua deve essere fatta di scienza, di sapienza e di amore. Da sempre l'Università del Friuli è questo. Nell'impegno al servizio della scienza e della ricerca, nell'impegno per i giovani e il loro futuro, in sintonia con le comunità territoriali, forti dell'orgoglio di appartenere a questa università, motore di sviluppo civile, sociale ed economico, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2012-2013, 35° dell'Università degli Studi di Udine. Sediamoci, no? La cerimonia, grazie per tanta partecipazione, grazie davvero, oggi abbiamo avuto il senso della vicinanza della nostra comunità. La cerimonia si chiude qui. Prima di salutarvi voglio ringraziare tutti quanti hanno voluto partecipare con noi a questa inaugurazione e Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, Arcivescovo di Udine, che questo pomeriggio ha celebrato la Santa Messa. Un grazie particolare infine a tutti gli enti privati e cittadini che contribuiscono costantemente alla crescita e allo sviluppo del nostro Ateneo. Il lungo elenco sarebbe davvero troppo lungo, staremo fino a tarda sera, lo potete vedere qui alle nostre spalle, dovrebbe partire una slide di ringraziamenti con tutti i nomi. Di nuovo il mio più grande riconoscimento va all'intera grande comunità universitaria del nostro Ateneo, con coraggio e responsabilità, con impegno al servizio dell'istituzione, profuso senza mai perdere di vista la qualità della propria alta missione, ha saputo affrontare grandi difficoltà, rivoluzionari cambiamenti e ne sono certa, saprà con uguale e sempre rinnovato impegno e dedizione affrontare le sfide future. Lascio ora
A Manuela Croatto il compito di ringraziare tutti quanti, tecnici e sponsor, hanno contribuito alla realizzazione e all'organizzazione di questo evento. Poi io riprenderò la parola prima del coro che chiuderà della nostra scuola superiore dell'Università di Udine, che poi inviterò a salire sul palco. Allora i ringraziamenti sono tanti, ringrazio anche tutte le persone che ci stanno seguendo dalla rete. Abbiamo 1600 contatti in questo momento di persone che da vari luoghi ci stanno seguendo, hanno seguito la diretta in streaming curata dalla nostra web radio. E innanzitutto ringrazio le 2 laureate del 1979 che hanno accolto il nostro invito a essere qui presenti oggi. E ringrazio anche Renata Comodin, che è la ragazza simbolo di tutte, che troviamo nelle immagini di tutte, eccola. Renata è la ragazza che vediamo con il cartello per l'Università di Udine. L'abbiamo trovata e siamo molto contenti che oggi abbia deciso di essere qui con noi. Sempre molto carina, quindi il tempo è stato galantuomo. Proseguo con i ringraziamenti. Ringraziamenti doverosi, avete visto, abbiamo preparato dei filmati utilizzando del materiale documentario fornitoci anche da altri enti. E ringrazio il Consorzio Universitario del Friuli, il Messaggero Veneto che ci ha dato materiale dal suo archivio, il Centro di Informazione della Diocesi di Udine, cui dobbiamo l'intervista a Petracco e quella ai ragazzi nel 1979, la Fondazione Renati, il professor Lucio Peressi che ha donato all'Ateneo l'archivio con tutti i materiali della lotta per l'Università del Friuli. Ringrazio Diego Petrussi, fotografo, Vicino Lontano e Friuli Innovazione. Per la realizzazione dei video hanno lavorato molte persone. Un ringraziamento particolare a Marco Comar. Marco Comar ha lavorato con me per mesi, compresi i sabati e le domeniche, è un tecnico del nostro laboratorio Cinemantica e io gli sono molto grata anche per aver accolto tutte le mie richieste. Un ringraziamento a Marco Rossiti e a Giovanni Ferrin, ad Andrea Zuliani, cui dobbiamo le immagini dall'alto, allo studente Joshua Cesa che ha regalato a noi e quindi anche a voi tutti i montaggi delle fotografie degli studenti che si sono avvicendati sul palco. Per i colleghi, naturalmente, i miei colleghi dell'area relazioni esterne, tutti, e gli studenti tirocinanti del Laboratorio Cinemantica di Udine e del DAMS di Gorizia. Per la regia mobile, tutte le immagini che avete visto si devono alla regia mobile di Marco Rossiti e Giovanni Ferrin e ai 18 studenti che sono qua adesso della regia televisiva del corso in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione. Mi pare che abbiano dato prova di essere bravi. Per la realizzazione della mostra, gli sponsor della mostra Volisso che andiamo subito a vedere, Friul Centrifuga, Friul Coram, Chiurlo Metano e il Consorzio Universitario del Friuli, nonché gli sponsor tecnici Vignetti Pittaro, la Camera di Commercio, il Prosciutto Dall'Ava e le Gubane Giuditta Teresa. Un grazie al personale del rettorato e al personale di tutte le aree e i servizi dell'amministrazione centrale. E un grazie al coro della scuola superiore che è già qui dietro, si sono scaldati, che intanto che cedo la parola al rettore possono cominciare a entrare. Un grazie al Conservatorio Jacopo Tomadini e un grazie a tutto il personale del Teatro Giovanni da Udine che è stato veramente molto paziente, molto disponibile e molto competente, ci ha aiutato a realizzare questo evento. Grazie a Manuela, quindi uno sforzo collettivo, uno sforzo di Ateneo dove tutti hanno contribuito, quindi un ringraziamento particolare naturalmente a Manuela Croatto, a Marco Comar e in particolare alla mia segreteria a Tindaro, a Maria Grazia, a Sonia, a Daniela, che hanno in questi giorni insomma di grande sovraccarico organizzativo hanno retto bene e hanno dato davvero con Manuela una grande segno di capacità di organizzare grandi eventi dentro una già abbondante attività quotidiana. Grazie a tutti, quindi il coro della Scuola Superiore, Scuola di Eccellenza dell'Università di Udine.
Dichiaro ora ufficialmente chiusa la cerimonia di inaugurazione del 35° anno accademico e la celebrazione del 35° anno accademico della nostra università. Buonasera a tutti e grazie.